Lunedì scorso a Porto Empedocle è entrato in azione quello che può essere ribattezzato il maniaco dell'attack. Guardate, queste sono le immagini che lo immortalano. L'uomo con la colla ha danneggiato più di 10 serrature di attività commerciali. Supermercati, panifici, bar, macellerie, farmacie, tabacchi e la succursale dell'ufficio postale, tutti della zona alta del comune marinaro, il piano lanterna e i grandi lavori. Ad agire in un'unica sera una sola persona. Disagi e danni per gli esercizi commerciali che hanno dovuto sostituire la serratura. Martedì mattina non sono riusciti ad aprire le porte e a lavorare. Quasi nessuna delle attività ha scelto di denunciare, questo un dato che è sinonimo di paura o peggio ancora favoreggiamento. Gli investigatori da ormai una settimana lavorano a tamburo battente tra audizioni e perquisizioni per cercare di dare un'identità all'uomo che vedete in queste immagini, ripreso da diverse telecamere di videosorveglianza. Non dovrebbe trattarsi di un volto noto, non si esclude nessuna pista, potrebbe trattarsi di un brutto scherzo, un atto vandalico, o il maniaco della colla potrebbe aver agito per fini estorsivi, dunque potrebbe apparire, ma sono solo supposizioni, come una minaccia a dare il pizzo o pena la chiusura dell'attività commerciale. E questi empedoclini, non sapendo a cosa sono andati incontro, hanno scelto di non denunciare e cambiare la serratura. Solo un supermercato ha chiamato le forze dell'ordine. Al momento l'inchiesta avviata è per danneggiamento.